Siano 3 e quindi 3 qualcuno dice che è il numero perfetto. Va bene. Su questo poi non è che poi il fatto che 3 è il numero perfetto, stavamo disquisendo di questo con Errante a microfoni spenti, ma non sappiamo se è vero. Però siccome sono 3 durante l'arco di Onderò, io me lo gioco subito il jolly e quindi parto con il come dire, l'incipit di questo nuovo numero è come dire. Scusa, arbitro, per favore, come dire? Cioè, non vale. Scusatemi, signor, è la luce Luca Achito di questa trasmissione. Signor Luca Achito. Il cuore pensante. Non puoi iniziare col come dire. L'abbiamo contrattualizzato, per cui io propongo dalla prossima trasmissione di sanzionare il come dire con almeno 5 euro. Ma scusa, ma lui ci aveva detto all'inizio che il come dire era prima, seconda e terza parte, sì, uno ciascuno. Ma non si può, è come uno che inizia a parlare, il signor Fabio Bonifacio Vincenzi, dicendo allora. È la stessa cosa, e siccome lei mi illumina di cultura, io lo so quanto ella sia contagiato contaminato, quanto sia abbracciato certe volte dall'analfabetismo proprio più assoluto, e oggi veramente da analfabeti in trasmissione. Ma perché stai guardando? Ma dove stai guardando, Errante? Guardavo la luce. Beh, è illuminato. C'è una parte di illuminazione. C'è tra gli ospiti di questa trasmissione, ci sono alcuni che lo hanno toccato, Merluzzetto, Piragna, su tutti, hanno toccato la parte sensibile di Errante, e questa cosa poi è normale. È così. Rispetto ai primi due numeri, 0 e 1, ho pensato... Scusa. Dottor Fabio, a proposito, una cosa sottovoce che volevo dire. Piano. Sì, tutte le trasmissioni in onda su questa televisione hanno una pagina che richiama i social. Che le ricorda queste trasmissioni. E la nostra no? No, non c'è. Secondo me... Cioè, due sono le cose. Noi siamo immeritevoli di codesto... Notizie false e tendenziose. Ah, è tendenzioso. Ma ripartiamo dal come dire, perché qui è proprio il caso di dire come dire. Perché c'è una confusione generale che sta galleggiando tra di noi. Tutti i virologi stessi che mentre parlavano del virus dicevano che bisognava migliorare questo virus, ci avrebbe migliorato la società italiana, sarebbe stata certamente migliore. Usciti dal Covid, una figata pazzesca. Si può dire una figata pazzesca a questo orario? Assolutamente, è d'obbligo. Allora, è d'obbligo, come diceva il nonno, una figata pazzesca. Ma ai semafori le bestemmie, le liti, i nervosismi e tutti quelli che stanno proprio cercando, no? I modi migliori per cercare di sfogare degli istinti che vengono repressi da 3 mesi. Errante, 3 mesi. Io credo, onestamente credo, e qua lo affermo e lo attesto senza tema di smentita, che l'essere umano nasce carogna nei confronti di se stesso e carogna muore se non interviene la civiltà. E l'unico modo per portare la civiltà è avere dell'esemplarità intorno, signor Fabio. Ma scusi, lei che è un matematico, no? Errante, volevo dirle questa cosa qui. E lei che è un matematico, un'equazione semplice di primo grado. Quanto sta la civiltà in un'equazione di primo grado semplice al Covid-19? Non c'è l'uguaglianza, purtroppo. È impossibile svilupparla? No, non si può sviluppare. Non si può sviluppare perché c'è una variabile indipendente da qualsiasi parametro che è il senso di umanità che ognuno ha dentro. Quindi, senta, ma il buonismo da sofferenza che tutti quanti paventavano che questa pandemia ci avrebbe portato, che fine ha fatto? No, ma non lo so, fanno le finali di Coppa Italia e poi si lamentano che fanno gli assembramenti. Cioè, ma assembramenti o assemblamenti? E poi gli assemblamenti, perché negli assembramenti si creano gli assemblaggi d'umanità. Uno si mette sopra l'altro, l'altro si mette sopra uno, insomma... Dietro mai nessuno? Ma qualche volta pure dietro. Scusate. Sposta. E noi ne sappiamo... Esci, sposta. Eccola là. Che meraviglia,
Brigliolino, mi sembra questa violenza. No, ma è una contraddizione in termini, quelli che sanno parlare la definirebbero così. Voi fate una finale di Coppa Italia, gioca il Napoli, ma qualsiasi altra squadra avesse giocato, se vinci la Coppa Italia, figuriamoci a Napoli dove il tifo è veramente sentito dentro, è un tifo di pancia, è un tifo popolare, che non uscivano per strada, non facevano i caroselli, dice bene De Luca. Dottore Rante, vorrei chiederle una cosa io, no? Ma posto che esiste, no? Perché poi se no sembra che non siamo on the road, quello è il problema. Esiste un criterio, secondo lei, che ha valutato che c'era un vantaggio economico per qualcuno per fare la finale di Coppa Italia senza gente, fintamente senza gente, fintamente senza fuori c'era la gente, ma dentro avevano messo non so che cosa per dare l'idea a noi che vedevamo da casa che si muovesse... Pappicciavano delle colorazioni strane, fra l'altro, per cui Fabio... Io onestamente penso, molto spesso mi capita di pensare ad occhi chiusi. Che già è un greve esercizio quello di pensare. È un grande esercizio e richiede del tempo, dell'impegno. Molti nelle scuole mi chiedono, sarebbe bello fare la radio. Allora, fare la radio significa dotare di contenuti gli studenti. Certo che sì. Gli studenti molto spesso vengono privati della dotazione di contenuti. Perché? Perché siamo così e c'è emblematico. La nostra redazione, di cui lei ovviamente è parte integrante, ha definito l'atteggiamento di molte personalità nazionali, istituzionali, oggi le coliche. Sì, ma perché questo... ma non è un caso, è che comunque questa situazione di precarietà, rispetto alla prima parola che abbiamo utilizzato nell'ouverture, nell'apertura di questo nostro terzo appuntamento, è relativa al fatto che poi nello smarrimento, spesso e volentieri, quando tu poi stai lì a macinare, la colica scatta. E scatta la colica violenta e invocherei il primo contributo se lei è d'accordo. Assolutamente. Oggi le coliche, vai Luca! Io sto bene, sto molto bene. Quindi ciao a tutti, ciao Totò. Cioè sto benissimo, sto facendo un sacco di cose interessanti. Quando sono tornato con la mia famiglia al viaggio in Centro America, il Movimento 5 Stelle mi ha chiesto di dare una mano. Io fondamentalmente ho subito detto di sì per varie ragioni. Uno, il fatto che io proprio nella mia vita ho difficoltà a dire no. E questo è un problema mio, però è un altro discorso. Poi ho anche subito accettato perché temevo pure di deludere un sacco di persone, cioè la paura di delusione, di deludere tanti attivisti, tanti simpatizzanti che mi dicevano dai una mano, torna, ti vuoi candidare? E la risposta fondamentalmente è no. Cioè, io non è che mi posso candidare perché devo farlo, mi dovrei candidare perché voglio fare, insomma, soprattutto le candidature. Candidarsi significa scegliere di mettersi a disposizione della collettività. E qua volano gli asini nel cielo, maestro, volano gli asini nel cielo ed era l'unico modo che avevamo noi della redazione di On The Road di poter prendere fiato tra una castroneria e l'altra. Altro che per contrarre il, come dire, virus, se tu ti porti troppo la mascherina e bevi la tua stessa malattia. Ma non capisco cosa serva quando uno lo dice. Cioè la mascherina del 2020 il capo lineare è devastante perché tu senti parlare Sgarbi di arte, no? Ed è un oceano di conoscenza. A un certo punto decide di scadere. Decidi di parlare di cose di cui non sa nulla. Niente, poi è uno che parla tramite il sentito dire quando parla, la mascherina e gli asini volano in cielo. Quello è normale, insomma. Con questo balletto memorabile di questa coppia assoluta che fra l'altro rievoca anche il nostro Alberto Sordi in qualche modo. No? È frutto della democrazia parlamentare. Interrompiamolo Lupi, grazie. Onorevole Sgarbi, deve indossare correttamente la mascherina. Non è che qui ci sono 629 imbecilli e uno intelligente, deve indossarla, ha capito?
non sugli occhiali. Preventivamente l'ha detto, non è che qui ci sono 629 imbecilli e uno intelligente. Lei è la Bernini, se non sbaglio, vero? Sì. Magnifica Bernini, statuaria, oserei dire. Statuaria e poi diretta, autorevole. Come mai i treni in Calabria? Mai accaduto. E fra l'altro si vede che esce dalla scuola di Berlusconi. I bimbi, mettere e in poi sicurezza qua l'ospedale, siamo veramente alla frutta. Accendere la luce su tutta questa vicenda senza volontà. Maestro Bonifacio, Vincenzi, siamo alla frutta perché qua non è tanto quello che dice il governatore Zaia, è quello che fa Salvini. Ci stanno parlando dei bambini oncologici e Salvini si mangia ricirasse e sputa le nuazzole. Sì, che un po' però il paradosso sta là nel fatto che molti di quelli della Lega utilizzano questo termine delle scimmie, no? Di coloro i quali sono un po' selvaggi nell'approccio. Ma lui continua a sputare! È irrestabile! Salvi, che magari qualcuno gli diceva dietro la telecamera, Presidente, ministro, chissà, no? Niente. Sai come si dice dalle parti mie dove sono nato io, che è un po' più a sud? Sì. Ti mangiavo ceraso con un ozzolo, ho provato a tradurlo. Cioè, te mangiavo ceraso con un ozzolo, ma perché? Perché poi ti resta il problema e non resta ad altri. E lui invece lo sputa, invece lui lo sputa subito e il problema resta a chi lo guarda e chi eventualmente deve raccoglierlo. E anche qua potremmo entrare in un argomentare molto deprimente per la nostra terra di Calabria. Qual è il problema dei rifiuti, irrisolto da millenni, perché c'era nel secondo millennio, ce lo portiamo intatto nel terzo millennio e questa problematica ha avuto una successione di commissariamenti che arrivato a un certo punto, io mi permetto di condividere con lei la considerazione che ho fatto. Il commissario è colui il quale arriva e cancella ogni responsabilità precedente. Ma senza assumersene una, il paradosso sta lì errante. Errante, il commissario rimane la figura di quando io e lei eravamo bambini che potevamo vedere il commissario Maigret, no, quello era l'ispettore, insomma, comunque i commissari famosi della storia. Free responsibility, direbbero quelli che stanno parlando. Niente. Non è free Covid, ma è free responsabili di sicuro. Cioè la figura del commissario arriva, cancella e quindi, come dire, mette la situazione e il secondo in una fase di stallo e lì entra il gioco, il commissario che azzerando fa galleggiare la situazione. Bellissimo, perché poi quando arriva il commissario, non è che il commissario arriva così, arriva e ha la pretesa di avere lo studio importante per come lui immagina, dice commissario, avevo comprato sia la messa a Rietaro precedente commissario, sì, ma a me non piace, per cui risostituiamo gli addobbi, le cosiddette, come si chiama? La stanza commissariale, le suppellettili. I complimenti d'arredo, signor Fabio, perché quando uno entra la prima cosa che dice, commissario, Cotticelle, ma lei ha un gusto strabiliante intanto che la sanità in Calabria affonda, non diciamo in quale liquore. Ma poi tu, voglio dire, no, parlando di cose pratiche, voglio dire, Cotticelli arriva da un trascorso di generale dell'Arma, quindi persona con il carattere dell'istituzione, no? Certo. Inflessibile. Assolutamente sì. Che magari sostituisce uno che arriva dalle parti, no? Un responsabile che veniva dalla sinistra, veniva agli anni 70, un po' con i quadri colorati. Cambia completamente. Cioè la cabina di regia, arrivato il commissario, deve somigliare al commissario che lo sostituisce. Certo. Noi non dobbiamo avere turbative, diciamo. Mai. Non ci deve soprattutto d'asta. Non ci devono essere turbative d'asta. Perché? Perché noi dobbiamo intravedere nel commissario sempre una forma di ammortizzatore sociale per lui e mai risolvere i problemi della Calabria. Ora, con tutto l'affetto per il generale, no, ma se ti arriva un generale della finanza, si immagina che il problema più grosso in Calabria della sanità siano le ruberie. È vero, esistono,
ma il problema più grosso in Calabria, nel mondo della sanità, è che c'è l'incompetenza ai vertici della sanità. C'è gente che non ha competenze vale a dire, per entrare mi permetto di provare a interpretare il suo pensiero, vale a dire che se chiaramente abbiamo necessità di un ingegnere per progettare un ospedale, un nuovo impianto, noi chiamiamo un commercialista. Perfetto, allora questo è lo status del... Noi chiamiamo il commercialista per progettare il nuovo, per non parlare di quello che sta accadendo nella sanità cosentina, oncologia pediatrica associata a chirurgia pediatrica per accorpare e dedicare al Covid altri spazi. Mi sembra veramente, Fabio, di vivere un mondo nel quale si sono persi i suoni e sono rimasti gli asini, perché una volta esistevano gli asini che si confondevano nei suoni, adesso invece sono scomparsi anche i suoni e sono rimasti... Senta, ma a proposito di sanità cosentina, Errante, io volevo chiederle, ad esempio dal sotterraneo, dal sottoscala, le chiedo, le do del lei ovviamente, ma cosa succede rispetto al fatto che abbiamo persone... necessità di persone che arrivino dal nord, perché giustamente ora non è una questione territoriale, ma è importante, cioè noi non abbiamo in Calabria, non esistono dei professionisti che potrebbero, conoscendo il territorio e le esigenze della sanità, sopperire a questa mancanza, quindi noi abbiamo bisogno di un commissario anche in quel caso. Lei mi consentirà di immaginare quale possa essere la risposta e di dargliela dopo? Assolutamente sì, Fabio, grazie. Assolutamente sì. Intanto noi settimana scorsa abbiamo ascoltato una profetica esternazione dell'allora Presidente della Repubblica. Sì. Ma non mi dica che fa caldo. Hanno chiamato da casa e ci hanno detto, secondo me Errante sente caldo. Sì, è vero. È probabile, insomma. È verissimo, io non è che vengo qua per stare al fresco. Sceglierei altri luoghi, amici. Lo so che a Cosenza la tendenza in Calabria, la grande tendenza è di andare al fresco per evitare i problemi del caldo, ma non riguarda il sottoscritto. Però lei si mette, ingegnere, anche le camicie più chiare, quindi evidenzia... Si vede anche il sudore sotto le ascelle. Però non puzzo. No, io mi permetto di suggerire al regista che questo fa parte del live. Ambasciatore non porta pena. Si chiama Televisione Verità. Ti già sono pure un mutanne in televisione. Sì, meno male che non si vede. Fra l'altro ho visto un ragazzo che aveva il pantalone che gli arrivava qua ed era visibile la lastica della mutanna con su scritto Armani. Questa è una tendenza bellissima che se dovessi provarci io ma è una forma di pubblicità occulta secondo lei, oppure è semplicemente il fatto che a noi piace far vedere le nostre due facce, sia quella davanti che quella dietro? Ma non so, guarda, non so se quella è un'attrazione per il cosiddetto richiamo per le allodole. Comunque, quando i richiami per l'allodole arrivano da Tergo, io ho sempre un pochino di preoccupazione. A quel punto ci arriva Steven, perché sempre un po' di preoccupazione. Allora, settimana scorsa abbiamo rievocato la profezia di Cossiga che inquadrava nella persona di Palamara, allora un detto anche Tonno Palamara, sì. Inquadrando nella figura dell'allora sconosciuto magistrato, non so se era già magistrato, Palamara, rampante, dice io, cara Lattella, Maria ci diceva, cara Maria, come fai tu a invitare uno di questi in trasmissione? Dice, ma Presidente, ma si vede, io dopo 50 anni riconosco un tono dalla faccia. Allora abbiamo sentito la necessità, essendo persone garbate, oneste, leali, di dare un contributo la settimana seguente e quindi in questa puntata dare un contributo di replica per quanto riguarda Palamara. Quindi diamo a Palamara quel che di Palamara, senza chiamarlo Tonno.
fare i processi che sono in arretrato di 20 anni in Calabria. È devastante, Fabio. Logici. Ecco, parliamo dei politici, perché quello che ha fatto molto discutere è il famoso incontro con Lotti, Ferri, eccetera, Lotti in quel Insomma, dai. La considerazione qual è, Fabio? Ma la considerazione è che ti fa vedere poi il lato umano della magistratura, perché tutti pensano che invece il magistrato, no, è un po' come quando eravamo ragazzini. Te lo ricordi tu quando stavi col motorino e c'era il posto di blocco dei carabinieri? Anche se tu avevi patentino, tutto a posto, non trasportavi nulla di illegale, ma al posto di blocco c'era un minimo di tensione, lo creavi. La stessa cosa, se ci pensi, l'italiano ce l'ha nei confronti del magistrato, quando lui dice ah, quello è un giudice. È un giudice. E allora tu lì parti, no? Poi invece che scopri che, poveracci, poverino Palamara, queste debolezze, queste le file dietro le porte per cercare il posto, no? Come noi magari provando a sbarcare il lunario. Un futuro procuratore generale costretto a leccare i glutei ai consiglieri d'area, perché arriva dall'area delle correnti. Mica le scopriamo è aria. Le correnti d'aria. Le correnti d'aria. Mi dicono che c'è la pubblicità, ritorniamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Davile, quale poi mi dichiaro in maniera totale, che c'erano le possibilità di farsi tirare il sangue e di avere tipo 3 giorni di congedo più il viaggio magari. Più il viaggio. E allora io a quel punto avevo perso tipo 30 kg, insomma, però ero non in perfetta forma, ma eri quasi esangue. Sì, ero innamorato, però era un po', come dire, cianotico, non con un bellissimo colorito, ma tornavo presso la mia residenza. A nessuno veniva il sospetto, dici, ma come mai che sei? Tutte queste giornate di... Si tira sempre sangue, ma stassi buono, niente. Ma secondo lei, Errante, la desinenza finale delle parole, no? Perché noi abbiamo una lingua ricchissima, lo ricordiamo, italiano, al netto di tutto, ora senza poi scomodare i grandi poeti, i sommi poeti, no? Le desinenze finali delle parole in italiano, tra ine, one, cioè, che noi ci cadiamo sempre in questa cosa delle desinenze finali sbagliate. Cioè, mentre noi abbiamo bisogno, per esempio, di riprendere la nostra sanità e quindi ci vorrebbero delle grandi azionone, poi però ricadiamo in degli errori che sono piccoli, microscopici. Com'è possibile che non riusciamo mai a trovare l'aggettivo giusto e di conseguenza la persona giusta per cercare... È perché, per esempio, se il presidente Oliverio dice mi vai un gatino davanti al Ministero della Sanità e poi non lo fa, la parola perde sostanza. Che è l'azione. La sostanza della parola è l'azione. La stessa cosa dice un consigliere del PD al comune di Cosenza, Covelli. Dice, se continua a permanere questa situazione devastante per cui alla sbarra dell'ospedale vedi queste persone in fila per poter entrare, mentre arriviamo da un periodo in cui c'era un abuso totale, si concedeva l'ingresso a tutti quanti senza alcun tipo di controllo, ora siamo arrivati ad un ipercontrollo. Per cui dice Covelli, consigliere in forza al PD al comune di Cosenza, ci sarà una azione eclatante da parte mia, andrò ad incatenarmi davanti all'ospedale. Speriamo che non sia Oliverio Docet ad ispirare questa attività, perché significherebbe avere parlato inutilmente, per cui poi dal
superlativo assoluto si cade nel vezzeggiativo più banale del nulla. Che fa rima con il nuovo responsabile, perché c'è una signora che si chiama Bettelini. Quindi... Bettelini, ben arrivata anche a questa signora del Nord. Speriamo che possa portare tutta quanta l'esperienza che il Nord ha accumulato nella non sanità. nella medicina territoriale, diciamo nello sviluppo degli ospedali. In generale, fate del bene a questa terra di Calabria e non abbiate come unico obiettivo il ritorno al venerdì nelle patrie, come si chiama? Nella terra natia, ecco, che non ci sia questo stimolo. Fra l'altro, nel movimento generale della settimana che è appena trascorsa abbiamo intercettato qualcosa che con la redazione del nostro On The Raw abbiamo intitolato Asini. Sì, quello sì, il titolo è bellissimo perché fa parte Asini incoscienti. È stato davvero burrascoso. Ora vi racconto cosa è successo. L'associazione Non Prendermi per il Chilometro ci ha segnalato una rivendita di auto usate con sospette manomissioni dei chilometri effettivi. Verificando però nel database della motorizzazione abbiamo scoperto che nel 2018 dei chilometri ne aveva esattamente il doppio. Questa poi è da record, passa da quasi 400.000 del luglio 2019 ad addirittura 112.000 di poche settimane fa. Sono insomma quasi 300.000 i chilometri mancanti. Siamo andati così a chiedere chiarimenti. Salve, posso parlare col titolare? Viene subito? D'accordo, e lei invece chi è? Ah, il papà? No, le spiego un attimo, no. Abbiamo notato che dagli annunci online a effettivamente i chilometri reali delle macchine c'è qualcosa di strano. Lei ci potrebbe spiegare come mai? Non lo so, mi dica lei cosa c'è di strano. Venga, le faccio vedere qualcosa. Sì, c'è sta cosa però. Le faccio vedere un attimo. Per favore. È una segnalazione che noi le stiamo facendo. Sì, ma toglimi sta telecamera. Ma non si preoccupi. La tolga la telecamera. Senti, però vorrei farti rilevare come aggressiva sta ragazza. Non sapendo dove si trova. Rientra nei cronisti d'assalto. Allora, un cronista d'assalto, adesso specifichiamo meglio il senso, l'idea. Un attimo, ci sta dicendo, io sono incazzato come un animale e lei ci sta dicendo un attimo. Mi faccia un attimo fare il mio io devo fare. Entra, un attimo. E questo sta nel fatto che quello che citava prima poc'anzi lei, cronismo d'assalto. È gravissimo. A chi è funzionale il cronismo d'assalto? Fabio, è gravissimo. Se io fossi il papà di Katia Collaccì, no? Come si fa chiamare a Striscia la Notizia, a livello istintivo facessi la faccia tanta ad Antonio Ricci, ma l'istinto è degli animali, mi rendo conto di essere umano, di appartenere alla razza umana, quindi reprimo questo istinto bestiale e faccio una denuncia. La denuncia è questa: non potete irretire i giovani garantendo un minimo di visibilità senza costruire per loro un percorso di sicurezza. Cioè qua è messa a repentaglio la vita della ragazza. No, ma poi nella sua incoscienza più totale, completo e arrivo, perché è di pancia. Noi siamo dei papà di figlie femmine, non che questo esalti il ruolo del papà nel genere della figliolanza. Non siamo gender, genitori. Ma sappiamo esattamente quanto sia più spinto il senso di protezione, naturalmente, non perché è più debole e più fragile, perché è più bella nella sua esternazione, no? La figlia, a dispetto del figlio col quale litighi, fai le lotte, perché? È il rapporto più epidermico. È un rapporto molto più epidermico. Con la figlia femmina invece c'è sempre un riguardo. Questa ragazza, io ho suggerito alla nostra redazione di non mandare le immagini del signore,
perché a prescindere il signore che possa essere catalogabile in una delle tante categorie tra le peggiori, no? Cioè tu arrivi con la telecamera in spalla, entri nello studio, lui è seduto al divano, prego, dice cerchiamo il titolare, non c'è, lo aspetto, lei che è? Io sono il papà, si alza, ti fa entrare. Allora da quel momento in poi, secondo me, diventa spericolata a rischio vita, perché lascia stare dove sei andata, ma chiunque si senta aggredito ancor di più è capace di una reazione istintiva e incontrollabile. E anche lì entriamo nel ragionamento sulla civiltà. La testata che è stata data al giornalista di Nemo da parte di uno Spada che è in galera, no? Allora io ho rivisto 1 milione di volte, ma non per giustificare, per dire che il giornalismo d'assalto deve essere una denuncia, non può essere in quel momento un'ammissione di colpevolezza. Né mandare sull'avamposto tipo di guerra una persona a farsi massacrare, perché quasi Striscia la Notizia e molti altri hanno questi vessilli dei pestaggi che hanno subito. Sì, abete, una volta sì e una volta no, menano, ma secondo me non ha una caratura né giornalistica né di cronista. Siamo veramente allo sbando. Allora io invito il papà di questa fanciulla di darle altri orizzonti che non siano la fama su Striscia la Notizia, perché cercano queste persone che si immolano perché a 20 anni, a 25 anni, con la situazione desertica da un punto di vista lavorativo che abbiamo intorno, cercano queste persone senza garantire la sicurezza. Perché se andiamo avanti nel filmato, e io non sono qui per rappresentare di nuovo quello che abbiamo visto su Striscia, si sente sta ragazza che invoca aiuto. Caro Ricci, caro Ricci, è una colpa grave non tutelare l'incolumità di questi collaboratori, non so se giornalisti, pubblicisti, cronisti. Se non c'è una garanzia, cioè tu pigli una persona era cale già un'unità di vespe, dicendo alla ragazza non ti preoccupare, non ti muzzicano, è una follia che va denunciata. Perché il giornalismo d'inchiesta va organizzato, va fatto, va assolutamente però tutelato da parte di poi chi lo fa, chi va a farlo. Cioè i servizi devono essere consecutivi, bisogna tornare a verificare la notizia, dare spazio, capire come poi le notizie si modificano nel tempo. Invece avvengono spesso e volentieri dei pestaggi di cui noi ricordiamo solo i pestaggi. Sì, sì, perché poi alla fine resta il pestaggio. E nell'immaginario collettivo non è che, diciamoci la verità, signor Fabio, non è che è il giornalista che riceve... Il giornalista di Nemo colpito dalla testata che gli ha sfondato il setto nasale non è quello che ispira la stragrande maggioranza, è l'arroganza, la protervia, la violenza inaudita dello Spada. Si moltiplicheranno coloro i quali danno testate alle persone che si avvicinano. Ma è successo già a Cosenza, sì. È successo su Corso Mazzini, alla presenza di mia figlia che era distante qualche capannello in là, prima dell'avvento della pandemia. Un ragazzo si è avvicinato vantando non so cosa, dall'altra parte nessuna risposta, una testata sanguinante accompagnato al pronto soccorso. Quindi questo siamo in grado di produrre, allora è necessario porre fine con un atto di grande civiltà. E l'atto di grande civiltà, signor Fabio, qual è? Che un uomo alto, da una sensibilità veramente, da un'altitudine di sensibilità enorme, qual è Attilio Sabato, ha intervistato il sindaco di Pecorina da un pezzo, Pasquale Iasco. E grazie per questo, grazie. Piano piano riprende la vita, le persone escono. Italo, che stiamo per cominciare all'intervista, vieni a vedere come stai.
Tu l'hai vista questa? La cosa bella è che magari che si fanno pensare, dicevo, se con gli asco già scritti i domande adatte, le usanno che lui mi ha scritto le risposte a me, vabbè, no, va bene. Dicemi quando siamo pronti. Aspetta che no, è mi caccio l'occhiello, no? Aspetta che c'è un riflesso. Parlo proprio Dio solo. E a questo momento mi avessi chiamato Dio solo. Ma il Dio solo lo sa. Dove eravamo rimasti? A febbraio, i primi di marzo, no? Dello tsunami, eravamo rimasti lì. È cambiato un mondo, è cambiato tutto. La vita di ieri non c'è più. Ma innanzitutto un saluto a lei, direttore, e a tutti quelli che stanno a Pecorino. È cambiata, però la vita riprende, la vita ha la forza della sua vita come i salmoni che risalgono i fiumi all'incontrario. Pensate che vengono fuori pure che ricatenano la faccia come un muro, no? Perché non dovendo circolare a faccia vista, che si mettono la mascherina pure i bruciatori che hanno diritto anche a loro a uscire a vedere un po' di persone e a salutarsi. Ma cosa salviamo dalla vita di ieri? Ma cosa salviamo? Salviamo tutto il salvabile, come diceva una famosissima canzone di Edoardo quando faceva Natale in casa Covello, che era proprio salviamo il pacco del benessere, il pacco della salute, salviamo il viale pacco e tutte l'idea della città che io ho sempre avuto e che quelli che stanno a Pecorina hanno sempre apprezzato, la sostenibilità. Quindi sempre più l'idea di città sostenibile. Sempre più l'idea di una città sostenibile che deve essere sostenuta proprio dall'insieme da un insieme che tutti quanti insieme, che la panchina con la panchina, cacciamo i scesci blu, indimi i scesci blu, mia cognata ci faceva 18 anni a nipote a Rocastirci. C'è un dato che ha caratterizzato tutta la sua gestione amministrativa, è quella del coraggio di compiere scelte. Ma diciamo che questa è una cosa che te la vai a giocare direttamente con la gente e ci vai a mettere la fascia proprio, ci metti tu la fascia tua in prima persona. Diciamo che le persone da questo punto di vista, proprio sentendo questo tenore di cultura, perché quelli che stanno a Pecorino respirano una cultura a 90 gradi. Oggi dove la colloca nel panorama delle piccole e medie città dell'area del sud del paese? Ma diciamo proprio nella top 5, io dove vai senti parlare di Pecorino qua, Pecorino là, è proprio una di quelle cose che vi danno gioia. E cosa manca ancora per realizzare quell'ideale di città che hai in mente? Cosa Diciamo 2 o manca? 3 piazze, la chiusura dei pacchi ci manca. Quando le vedranno materialmente? Io ci ho detto alle imprese, se non le finiamo prima del fine anno vi paga Babbo Morto. Quindi anche questo in un anno? Anche questo in un anno, certamente sì, per realizzare insomma queste là ci sarà tipo dei quartieri che voglio proprio fare con dell'aria per i bambini, l'aria per gli anziani, il calcetto è nato nei quartieri, il calcetto è nato nei quartieri, quindi a prevedere queste cose di persone proprio che possono andare lì e sbagarsi e potersi diciamo dedicare a se stessi. Se io le dico vivibilità, sostenibilità, verde e servizi, questo è l'ottimo. 11 fa che vivibilità non è una cosa petita, comunque diciamo che ci rientrano all'interno di quello che è il mio concetto proprio della città, no? C'è la panchina 7,5, la panchina e zicchinette, a Singhette si può giocare a terra che ci mettiamo i muri dove ci possono, le signore possono andare a giocare a burraco tranquillamente e insomma proprio vedere le persone contente, fare dei lavori dove ci possono andare l'anziano. Senta, che rapporti ci sono con la regione? Lei che rapporti ha? Doveva fare in galera, bello, vestito come una zambugna, ottimi rapporti fraterni, proprio dei rapporti fraterni, ci sentiamo spessissimo, 3, 4, pure 5 volte al giorno per aggiornarci, proprio veramente molto sincerità e onestà queste che... Senta, c'è un qualcosa, un cruccio che si porta dietro che in questi anni avrebbe voluto portare a termine un progetto, un qualcosa e che è rimasto lì? Ma mi dispiace che mi hanno ostacolato, perché almeno zia Peppinella mi diceva sempre belli zii, se la guardia forra a media verranno a camminare tutti quanti con la carriola avanti. Oppure se la guardia forrano palloncina a Elio, no? Che lei è più leggero di lei e quindi se gli assupro palloncina a si persona verranno con la cerbottana, quindi avrei potuto fare molto di più. Non ha mai pensato di dire vabbè, lascio, non mi frega di nulla. Ma che mi lasci?
Cioè io mi segno sbunnati di fatica, mo arrivano loro e ti lasci, che qua c'è scritto ristorante Giocondo, compa. Tu già si mangi e te ne vai, già si mangi, la porta è chiusa, prima paga e poi te ne vai, se no da là non esci. Questa stagione amministrativa che cosa fa Mario Chiuso? Mario Chiuso, a te, vabbè, comunque io con collega non ho problemi, non ho problemi nello studio. Mi faccio una plastica e mi ripresento perché diciamo è importante. Ha cambiato idea sulla politica? No, vabbè, la politica più che la politica, la politicheria dei politicanti, i politicanti politicheriano. Se qualcuno le chiedesse di definire con aggettivo la città che ha conosciuto quando ha messo piede, la città che lascerà quando non sarà più signore. Ma tu accanto, non volesse che mi porti piccio. Allora, la città che ho conosciuto era una città nella quale si sparava in Corso Mazzino con un fucile e non ammazzava nemmeno un piccione. Nipote, ma dopo che avevamo fatto la festa di 18 anni a Castello Sbè, siamo scesi all'Aula Magnum, la Comune, si è affacciato alla loggia, ma ricordo se a P1 o a P3, ha sparato e ne ha quotato 7. Ha incontrato la realtà durante questo lungo percorso amministrativo dei gruppi politici che l'hanno affiancato, dei consiglieri, di chi ha, come dire, ha sposato questo progetto di città? Che ti posso dire, diretto, più che sposare loro, io ho sposato a loro, no? Perché ho fatto 437 matrimoni, 109 battesimi, 2 scemunzioni che mi trovavo lì a passare, però nessuno dei 2 è morto e stanno una palata. Ho evitato pure 2 aborti, che ho convinto la ragazza che il ragazzo... rifarebbe tutto praticamente quello che ha fatto. Tutto quanto rifarei di nuovo, rifarò tutto quanto, gli smantello. Conta di lasciare una città in salute? Sì, assolutamente sì, una città sicuramente migliorata, una città che abbiamo trovato in un modo, oggi la lasciamo sicuramente molto più strutturata in termini di sostenibilità, di vivibilità, di funzionalità, quindi quando, come si diceva nell'antica Atene, quando c'era il giuramento per chi appunto si occupava della polis, del politico, quindi si occupava della città, che giurava di lasciare una città migliore di come l'aveva trovata. Io credo proprio che questo obiettivo l'abbiamo raggiunto in pieno. Dal sindaco Pasquale Iasco con un omaggio poi a Lucio Dalla, niente male perché poi si ricollega, ricuce perfettamente la conversazione straordinaria di questa intervista e poi dite perché la gente non vuole stare, cioè c'è un vantaggio stare a Pecorina. Sì, assolutamente, le richieste di residenza, le richieste di residenzialità al comune di Pecorina da un pezzo sono aumentate, ma a dismisura. Che poi sono al netto della posizione, perché partiamo dalla posizione che è una posizione ma è mentale, signor Fabio. È mentale, stare a Pecorina è un fatto cerebrale, c'entra niente, la cultura quella sì, onestamente si perde il concetto di cultura a 360 gradi e diventa una cultura a 90 gradi, anche quella prona alla bisogno, all'esigenza, alle necessità. Veramente. Quasi come fossero tipo quegli insegnamenti ai samurai, nel senso che entrare in questa mentalità, l'esercizio che ti porta a stare a 90 e che quindi insomma a perorare la causa di una politica costruttiva come quella di Pecorina, perché Pecorina è un posto, ricordiamo, è una delle top 5. Appartiene come diceva il sindaco Iasco, appartiene alle top 5, nel senso che tu puoi fare esattamente quello che vuoi, nessuno ti contrasterà, l'essenziale è che ci sia un ritorno, un piccolo beneficio per qualcuno che diventa pubblicitario, effetto pubblicitario per la tua azione. Quando uno sa che il sindaco di Pecorina da un pezzo, Pasquale Iasco, ha sistemato qualcuno, fosse anche per una settimana, quello ti crea una clientela che nemmeno la pubblicità. Ma volevo dire una cosa, a proposito di pubblicità e a proposito della comunicazione che utilizzano tutti quanti, chi più chi meno, come Iasco in particolare, riapriamo parlando un po' di quanto il mondo, ahimè, come no? Cambia. Certamente. Ma lei è un gigante di nome, di fatto e di intelletto. Ritorniamo tra poco.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Per questo ce lo siamo sparati, quel dialogo gratis. Bellissimo pezzo regalato. Riattacchiamola lì. Tutto quello che spacciano per realtà non è reale, è preparato. Qua prepariamo soltanto la scaletta, insomma. Non bisogna nemmeno di aumentarla la realtà. Dobbiamo aumentarla. No, non bisogna manco aumentarla, dico è già aumentata. Noi la dobbiamo diminuire. Insomma, la realtà. Ecco, questo qua per esempio, no, è giocato sull'altissima tecnologia e il bisogno atavico dell'essere umano di sentirsi dondolato e al tempo stesso le necessità che insorgono oggi in quel magnifico continente asiatico che contiene la grande Cina. Ecco, c'è gente che anche lì lei mi ha citato, diventiamo di nuovo circolari nel circolare, perché mi ha citato la culla iniziale, cioè il bisogno di essere cullati. Bisogno di essere cullati, ed ecco qua risolto il problema. Ha risolto il problema. Peccato che i problemi che risolvono i cinesi oggi... Come dire? Non te lo sei giocato, quindi te l'ha ricordato Achito. Non ti sei giocato sui 3 bonus del come dire, non te ne sei giocato nemmeno uno. L'ho detto io. No, non l'ha ancora detto. E io appunto, non l'ho detto. come dire? Come dire? Ah, lo devo dire. È giusto, allora lo dico, come dire. Tutto quello che arriva dalla Cina produce un allargamento del cosiddetto buco dello zoo. E alla Cina la produzione, nonostante il danno ingente che provochi, viene perdonato questo danno, perché la produzione è più importante di tutto. E allora ritorniamo al concetto di circolarità, che partiamo dagli asini per ritornare agli asini. Non so se ha il contributo del nostro Luca. E poi si permette di aprire bocca, vuol dire che questo esponente politico ha la faccia come il suo fondo schiena, e questo mi peraltro usurato. Usurato è bellissimo, Il che vuol dire che persona che ne ha fatto uso, quindi usurato, o sta molto seduto oppure sono fatti i suoi, insomma, ma qualcosa sarà pure accaduto, insomma. Io rimango nell'atteggiamento proprio di quello che non comprendo. Stanno parlando i picceriggi a rischio vita, oncologici, e tu ti mangi i gerasi. Ma non solo quello. Cioè, io non so se la Calabria è vero che è stata la culla della cultura, no? Come fa a trovare specchio in Matteo Salvini e chi come lui proclama una superficialità che è devastante? Ma sarà colpa del cullare, del fatto del cullarsi, che cioè cullando, poi alla fine ti addormenti e quindi il cervello e le idee vengono ottenebrate le idee da questo fatto del sonno perpetuo. Io sono d'accordo che ci siamo addormentati. Fabio, le posso proporre un istante di riflessione. È scomparso il professore Heisenberg, no? Per cui in rete ci sono stati tanti il pianto del poi, no? Tanti ricordi per quello che questo esimio accademico ha consegnato in termini di umanità, oltre che di sapienza. E a un certo punto, e immagini, no, che chi esprime una condivisione altolocata e quindi ad alti regimi di intelligenza e di cultura possa esprimersi in un certo modo. Leggo, lieve ti sia la terra.
cioè a dire una di quelle stronzate che qualche imbecille analfabeta con la presunzione di essere poeta un giorno ha inventato e che altrettanti imbecilli analfabeti con la ripetono lieviti sia la terra. Cioè di cosa stiamo parlando? Lietati sia la... come se sottoterra ci fosse un essere umano vivo, percettore di sensi e di sentimenti, che soffre la gravità della terra. Quindi il livello al quale siamo è questo, e ne aggiungo un altro, e qua mi contenga. Una ragazza è stata bocciata all'Università degli Studi della Calabria perché la connessione è venuta meno. Questo devo dire non a difesa di nessuno, ma per addirittura infiammare questa sua affermazione. Ma è di una gravità inaudita. Questa ragazza perde 4 possibilità d'esami, perché questo esame era propedeutico ad altri 2 che aveva previsto per il mese di luglio, slitterà a settembre, ma all'università c'è gente che aiuta all'università. I professori, tutti quanti quelli che governano questa magnifica struttura, il campus, hanno un ricordo di cosa significhi essere studente universitario. Io rimango veramente senza parole, dico che oramai il governo di qualsiasi cosa è affidato al pressapochismo. Però mi dica questa cosa, perché ormai che ha affondato le mani dentro la materia, arriviamo al fatto di quello che stanno subendo tutti quelli che insegnano anche nelle scuole di ogni ordine e grado. Ma come si fa a stabilire un rapporto di concretezza e di scambio di esperienze? Perché ricordiamo che docente e discente hanno un'interrelazione diretta, nel senso che il docente impara anche dai discenti, soprattutto nel rapporto di relazione che si crea. Com'è possibile che tutto questo high-tech noi stiamo sognando di vivere un mondo a distanza, cioè di poter vivere la nostra vita delegando ad una macchina che non ha sensi, quindi né profumi, né sapori, né odori, e quindi nemmeno la sensibilità di capire che le macchine si rompono, come ci rompiamo spesso noi, ma purtroppo non riusciamo più a dirlo come... Ma noi continuiamo ad essere agenti anche nella rottura. È lì l'aspetto gravissimo, che nella incapacità di trovare una soluzione, che poi... Assecondiamo la rottura. Assolutamente si asseconda la rottura e sempre più la distanza aumenta, sempre più il rapporto si incancrenisce. Allora, si devono fare gli esami? Quanti siete? 50. Stabiliamo che ogni mezz'ora se ne presenta uno, evitando gli assembramenti. Cioè, come fai a bocciare uno studente o una studentessa perché cade la connessione? E se per 3 minuti salta la connessione, ti boccio uguale, perché in quei 3 minuti hai potuto fare non so quali... Copiare, leggere... Non so quali follie, e da qua discende... Come dicevamo con lieveti sia la terra, discende la lontananza dalla realtà. E quanto c'entra il metodo rispetto a ciò che siamo e ciò che andiamo incontro? Fare le cose con metodo. Qual è secondo lei l'importanza di fare le cose con metodo? E non perché le regole... Noi stiamo vivendo di fatto in una nazione e in un momento in cui i metodi devono trovare poi delle applicazioni, perché quello è il paradosso e l'assurdo di tutto ciò, Errante, mi permetto di dirglielo, io poi lei mi può come al solito schiaffeggiare anche virtualmente, visto che di virtualità si parla, essendo io in uno scantinato e lei in uno studio. Ma quanto poi può essere importante stabilire un metodo? Perché noi abbiamo DPCM che attendono 103 decretativi, cioè parli di qualcosa che potrebbe diventare concreto, ma perché ciò diventa concreto bisogna pensare a come farlo diventare concreto. Allora dove sta la verità? Dov'è il problema, signor Fabio? Il problema consiste nel fatto che abbiamo dimenticato gli altri, che sono la realtà del problema. Sono gli altri ad essere la realtà del problema, perché la butto un non credaro di uno. Cioè Giuseppe Conte potrà lavorare 60 ore al giorno e fare gli stati generali, ore al giorno e fare gli stati generali, che fra l'altro mi dicono
è qualcosa che rievoca il 1789, quando la Francia... Che non ha un buonissimo odore, insomma, non si porta dietro... E la Francia riuniva l'aristocrazia, il clero e i poveromi. Mi sa che è fotocopia. Si riunivano in 3 stanze diverse, uscivano degli accordi o dei disaccordi, se ce n'erano 2 concordanti, veniva approvata e da quel momento in poi apparve la democrazia. Perdendo sempre la pancia del problema, sempre perdendo la parte del problema. Adesso non voglio affondare ma il tempo comincia a essere poco. Lo so, allora, però noi a questo punto o facciamo un delitto o leggiamo, secondo me bisogna farlo, un antico delitto. E allora in collegamento il nostro Franco Caravetta. Bentornato, Franco. Ciao Franco, come stai? Bentrovati, sto bene, poi? Abbiamo distribuito le tue magliette a piene mani, nella gioia di quelli che l'hanno ricevuta, ovviamente. E io la esibisco. Eccola là. Eccola qui. Tra l'altre cose, per chi volesse eventualmente provare, perché non l'abbiamo nemmeno preparata questa cosa, ma chi volesse provare, visto che è bellissima, è anche un po', non un po', è anche molto figa. Immaginatela sotto una giacca nera, un paio di jeans, può diventare qualcosa di veramente, come si usa dire in vai questo col periodo? merchandising. Vabbè, sì, è trend. Ma tanto sosteniamo un blog importante che è Antichi Delitti. Rimane comunque un fatto che io dovevo attestare al mio amico Franco, che quanto aveva pensato per la redazione, per Fabio Vincenzi, è stato eseguito. È arrivata anche a me, grazie. Il pensiero... Bravo, il pensiero e l'idea è diventata realtà. E sta lì, Achito fa il giudice censore, ma poi usufruisce. È arrivata anche a me, Franco, sì, grazie. No, Franco mi aveva detto, mi raccomando, dico non c'è bisogno che ti raccomandi, allora la sua idea magnifica diventa realtà nell'azione che io ho compiuto, perché se non avessi compiuto l'azione e mi avevano tascati le 2 magliette... sarei ricaduto in quello che è il problema che dicevamo prima, Fabio. Esatto. Cioè a dire a ti pensare sempre perché io sono io e tu sei nessuno. E quindi introduzione per quello che è l'antico delitto di oggi. Vai Franco. Allora oggi parleremo di una storia che si intitola Concetta e i suoi amanti. Ora, oltre al titolo che può suscitare una pruriginosità sull'argomento, insomma, dal titolo è evidente, però a me piacerebbe andare oltre questo aspetto puramente pruriginoso, diciamo, ma evidenziare quello che c'è dietro, cioè il dramma delle vedove bianche, donne e famiglie abbandonate a loro stesse perché i mariti o sono emigrati e non hanno più dato notizie di sé o, come in questo caso, sono partiti in guerra, fatti prigionieri e non se ne sa più niente. Ricordo per esempio quel bellissimo film Marcello Mastroianni, se non sbaglio. E quindi insomma vi invito, se ne avete voglia, a approfondire questo argomento, cioè quello delle vedove bianche, donne e famiglie, bambini, figli abbandonati a loro stesse perché i mariti e i padri sono praticamente scomparsi, lasciandoli senza nemmeno di che mangiare e vivere. Bene. Allora, il tuo un incipit a quello che andremo a leggere Fabio ed io, e poi un'anteprima la possiamo dare. Mi pare che si stia immaginando una trasmissione proprio di Antichi Delitti qui su Teleeuropa Network. È una anticipazione che ha un riscontro di realtà, Franco? Ma sì, stiamo lavorando. Bene. A questo progetto. Come? State lavorando a questo progetto. Esatto. Sì. Bene, grazie, buona fine settimana. Ciao Franco. Grazie, buon fine settimana a voi. A settimana prossima, grazie, grazie ancora. Concetta e i suoi amanti.
Una mattina della fine del mese di settembre 1943, Concetta Grande, avvenente contadina 26enne, e sua sorella Giovanna, 28enne, vedova di guerra, si incamminano a piedi da Stalettì, che era il loro paese, per andare a Botricello. Dopo un po' di strada e un suono di campanacci, le avvisa che sta per raggiungerle un carro trainato dai buoi. È il carro del loro compaesano, che si chiama Gregorio Aiello, il quale, raggiuntele, si offre di farle salire sul carro perché anche lui sta andando a Botricello a caricare grano. Con lui c'è un bovaro, Gregorio Aversa, che rimane a cassetta. Aiello si sistema nel cassone, dove fa salire Concetta, mentre Giovanna si accomoda accanto al bovaro. Durante il viaggio, di andata e di ritorno, e durante la breve permanenza a Botricello, Concetta e Gregorio Aiello si scambiano carezze e presto divengono fervidi amanti. Tutto normale se non fosse per qualche particolare. Primo, Concetta è sposata e suo marito è prigioniero in Sudafrica. Secondo, durante l'assenza del marito, Concetta è diventata l'amante del sergente Giuseppe De Luca, appartenente ad un distaccamento del 144° Reggimento Costiero di stanza a Stalettì. Terzo, anche Gregorio Aiello è sposato. A Concetta, che è una donna disinibita, questi particolari sembrano non interessare. A lei Gregorio piace e basta. La stessa cosa vale per Gregorio e così i due amanti non si fanno problemi ad incontrarsi in paese in casa di Concetta, dove lui va di notte attraverso i tetti. E non si fanno problemi nemmeno quando vengono colti sul fatto per ben 3 volte dalla moglie di Gregorio che, dietro la promessa di interrompere la relazione, perdona il marito. Però adesso una cosa ci vuole, e ci vuole una dose di prudenza. Hai visto mai che la moglie si innervosisca sul serio e poi li denunci? Così è Concetta ad andare a trovare l'amante e va in campagna. E il sergente? Lui oramai è fuori gioco. Dopo qualche giorno che Concetta si è divisa tra i due amanti, il reparto dove presta servizio De Luca si trasferisce prima a Sersale e poi a Catanzaro. E la pacchia finisce. Ovviamente in un paesino dove tutti sanno tutto di tutti, anche la relazione tra i nostri si viene a sapere. E quel che sembra peggio viene a conoscenza anche dei familiari di Concetta, i quali sembrano prendersela, specialmente la sorella maggiore Isabella, il cui marito, il 44enne Gregorio Serrao, è pure in intime relazioni con la giovane e seducente cognata Concetta. Pratica questa anche notoria nel paesello, se è vero che tra novembre e dicembre del 1943 Serrao fu visto uscire dalla casa di Concetta alle ore 4:30 e se è vero soprattutto che i due cognati furono sorpresi in campagna dietro una siepe in dolce concubito. Fosse solo questo il problema. Concetta scopre di essere incinta. E se in un primo tempo attribuisce la gravidanza al sergente De Luca, successivamente l'attribuisce a Gregorio Aiello, il quale decisamente la disconosce, forse non a torto. Tra i due cominciano a sorgere i primi screzi che si trasformano in furibonde scenate quando Concetta, appresso dalle voci correnti del pubblico essere prossimo il ritorno dei prigionieri catturati dagli anglo-americani, nel mese di gennaio del 1944 chiede all'amante di aiutarla a procurarsi l'aborto e questi però rifiuta. A questo punto, Gregorio Aiello prima dirà delle sue visite notturne a Concetta e poi interrompe la relazione, suscitando il forte risentimento di Concetta, che è assillata dal probabile imminente arrivo del marito e dal crescere del frutto dei suoi illeciti amori, che il negato ausilio dell'amante è impedito di sopprimere, quindi l'aborto, chiede aiuto a sua sorella Isabella. Ma come dobbiamo fare? Quello quando torna mi ammazza. Calmati, a tutto c'è rimedio. Secondo me dovremmo... Così, di parola in parola, le due sorelle arrivano alla conclusione che la via più sicura per non subire alcuna conseguenza è quella di fare in modo da far credere che Gregorio Aiello ha violentato Concetta.
non funziona. Ci vuole qualcosa di più. Gregorio Aiello ha violentato Concetta mettendola incinta e lei, per salvare il proprio onore, lo uccide. Così, in teoria, potrebbe anche funzionare, ma per mettere in pratica il progetto ci vuole una perfetta organizzazione, altrimenti tutto andrà a farsi benedire. Altri lunghi conciliabili e infine le sorelle stabiliscono nei minimi particolari un piano di diabolica perfidia. Attirare con un pretesto, e sarebbe stato facile, l'amante nella casa, già sede peraltro degli amorosi convegni, e quindi lì, una volta arrivato, sopprimerlo, inscenando che egli, dopo averla posseduta una volta di notte con la violenza e con l'inganno e resa incinta, veniva una seconda volta nella casa onesta di Concetta per sfogare ancora la sua insana libidine. Ma ella, vittima immacolata e vindice, difende il nuovo attentato al suo onore e lava col sangue del protervo offensore l'onta subita. Perfetto, perfetto anche per Isabella, perché la tragedia avrebbe screditato di fronte al rimpatriando prigioniero la notorietà della Tresca con suo marito e, perché no, anche quella col sergente forestiero. Così, verso la fine di gennaio, Aiello viene attirato nella trappola col pretesto, soffuso da amorevoli assicurazioni e lusinghe, di ricevere in restituzione 500 lire ricevute in prestito per l'appunto da Concetta. Gregorio va all'appuntamento e tira un pezzo di calcinaccio al vetro della finestra. È il segnale convenuto per farsi aprire la porta. Poi si ferma all'improvviso. Sente provenire dalla casa le voci di Giovanna, Isabella e Gregorio Serrao. Perché sono lì? Insospettito, cautamente si ritira. Missione fallita. Sì, missione fallita. Le sorelle Grande però non si arrendono. La mattina del 6 febbraio Concetta va a trovare l'ex amante nella stalla e con lacrime di disperazione e di spavento lo supplica. E lo supplicano. Ma non mi hai voluto aiutare a procurarmi l'aborto. Almeno fai in modo che tua moglie convinca con la sua autorità mio marito della inesistenza della nostra Tresca, creata solo da gente malevola. Così potrò giustificarmi meglio con qualche fandonia e riabilitarmi ai suoi occhi. Ti prego, vienimi stasera a casa a darmi la risposta. Non te ne pentirai, non so bene cosa farai, ma so come ricompensarti. E a questo punto ci fermiamo. Ci fermiamo perché? Perché, Fabio, ci fermiamo? Ma perché è normale che bisogna andare poi su Antichi Delitti, perché è un blog dove c'è si parte penso dalla fine dell'Ottocento e esistono nel lavoro genuino fatto dal nostro amico Franco Gravetta dei carteggi, ma delle storie poi sapientemente ricostruite con la dovizia di particolare di colui il quale potrebbe fare certamente una sorta di investigatore, no? Di detective, che è andato ad approfondire queste storie che appartengono a tutto quanto il territorio regionale e che ce le restituisce e che comunque probabilmente rivedremo anche, come tu hai annunciato, su questo stesso canale. Noi auguriamo ogni bene ovviamente a chi in questo messaggio che arriva dal passato e si orienta verso il futuro ha creduto, spendendosi in alacre lavoro, e ringraziamo chi sin qui ci ha seguito. Fabio Bonifacio Vincenzi e Francesco Errante con voi, on the road. Con On the road torneremo ad onderare ancora. E per intanto il tempo è tiranno, e tiranno, sudato com'è, è finito.